Comitati dei pendolari e sindaci uniti nella comune protesta per i disagi nel trasporto ferroviario e soprattutto quelli legati alle incognite dell'orario cadenzato. Presente alla manifestazione di oggi a Venezia anche Bruno Pigozzo, consigliere regionale del PD e vicepresidente della Commissione Trasporti. Qual è il punto della situazione, lo stato di forte disagio denunciato oggi qui a Venezia? Il disagio chiaramente è provocato dai continui scombussolamenti dei servizi del trasporto che in questa fase dove ancora a 10 giorni dall'avvio del nuovo orario cadenzato, dal 15 dicembre in poi, non ci sono per nulla informazioni in merito. I sindaci, i comitati, i pendolari sono qui a protestare per avere innanzitutto informazione. Poi, siccome l'assessore regionale Chisso si era impegnato a dare alcune risposte, a oggi non sappiamo se queste ci siano oppure no e quindi anche questo è un altro motivo che ha indispettito e provocato la manifestazione di oggi. Ci auguriamo che dall'assessore arrivi perlomeno una parola chiara su quale sarà il servizio. Il dubbio che ci rimane oggi è che a fronte della restrizione economica, essendo da parte della Regione bloccato il budget per questo tipo di servizio, perché ha deciso il Veneto di non aggiungere nessuna risorsa in più rispetto a quella del Fondo Unico Nazionale, non ci siano margini per ottenere ulteriori servizi che sono quello che chiedono i cittadini. Questo è il dubbio, ma vorremmo che ci fosse una parola chiara.